Serve una vittoria al Football Club Messina nella settima giornata del campionato di Serie D. Gli ultimi risultati deludenti, la vittoria che manca da più di un mese era la seconda giornata contro la Palmese, poi solo scivoloni e distrazioni per la formazione di mister Massimo Costantino, che oggi però può contare sui neo arrivati Facundo Coria e Camarà. Questi i due innesti arrivati, i transfer in settimana per la formazione giallorossa. 4-3-2-1, albero di Natale scelto dal tecnico ex Vigor Lamezia, con Aiello tra i pali, Casella e Brunetti sugli esterni in difesa, Fissore e Marchetti al centro, a centrocampo Bevis, Giuffrida e Correnti in avanti. Come detto, Coria e Melillo a supporto, e l'unica punta Paolo Carbonaro. Manca Alessandro Marchetti, manca D'Ambros in panchina. Gomez Alage, si parte subito Bevis che prova a creare disordine nella metà campo avversaria, poi la conclusione di Melillo che manda fuori. Siamo all'8° minuto, al 14°, continua a spingere il Football Club Messina. Un ottimo inizio sicuramente per i giallorossi. Qui Carbonaro, che grande giocata e grande intuizione nel passaggio a Melillo, che col sinistro però mette al lato. Un minuto più tardi ancora Football Club Messina, c'è un calcio di punizione, Giuffrida la tocca per Melillo, cerca il secondo palo, trova Domenico Marchetti, alto sopra la traversa, il tentativo del difensore centrale. Minuto 21, prima chance anche per il Giuliano, che qui manovra bene per vie centrali, il pallone dentro per Orefice che va col destro. Aiello risponde presente e mette il pallone in corner. Minuto 28, calcio d'angolo per il Football Club Messina, Melillo la tocca corta per Facundo Coria, attenzione a Coria che prende la mira e fa un gran gol. 1-0 per il Football Club Messina. Ha trovato all'esordio il gol il mago Facundo Coria, un sinistro incredibile che si stampa all'incrocio dei pali, non può nulla l'estremo difensore Mola. 1-0 per i giallorossi che continuano a spingere qui con il pallone di Melillo, messa in area di rigore, la controlla male Bevis, tocco di mano da parte di Marco Carbonaro, calcio di rigore per il Football Club Messina. Siamo al 34°, Carbonaro però si fa ipnotizzare da Mola che vola all'incrocio e riesce a deviare il pallone. In chiusura di frazione ancora Football Club Messina con Bevis, sinistro che però ha troppe pretese e non è convincente. Finisce così il primo tempo 1-0. Fino a questo momento la decide il mago Facundo Coria. Nessun cambio tra primo e secondo tempo. Al 46°, si fa pericoloso però il Giuliano qui con questa bella combinazione, ancora una volta a liberare Orefice per il tiro. Aiello in calcio d'angolo. Ottima prestazione per l'ex Scanso Rosciate. Attenzione qui al lancio da parte di Domenico Marchetti, va a trovare Paolo Carbonaro, bravissimo a difendere il pallone, entrare in area di rigore, trovare ancora Coria che salta in diretto avversario. Coria, un rigore in movimento per Facundo Coria che la manda alta sopra la traversa. Chance ancora una volta per il 2-0. Poi c'è un calcio punizione affidato a Liccardo, la formazione campana del Giuliano. Riesce a impensierire il portiere del Football Club Messina. Attenzione perché Coria ci regala un'altra magia, qui passa sul diretto avversario, entra in area di rigore, cade. Simulazione secondo il direttore di gara, non protesta Coria ma ci rigustiamo la sua gran giocata a eludere l'intervento dell'avversario. Attenzione al Football Club Messina, momento di massimo sforzo. Brunetti salta il diretto avversario, Brunetti mette dentro ancora Coria e 2-0 al 66°, la chiude e la apre il mago Facundo Coria. Impatto clamoroso dell'ex Venez sul campionato di Serie D e sulla formazione giallorossa di mister Massimo Costantino, che si regala ancora con Coria. Un'apertura geniale per Paolo Carbonaro. Attenzione a Carbonaro, ha sbagliato il rigore, vuole rifarsi Carbonaro, ci sarebbe Bevis da servire. Carbonaro conclude, poi Melillo, ancora un tentativo ma il pallone a quel punto è fuori dalla portata del giocatore ex Palermo. Ancora Carbonaro, viene steso in area di rigore, secondo penalty per il Football Club Messina. Adesso la chance è sul piede dell'ex vibonese Ezechiel Melillo, parte Melillo ma Mola fa un intervento incredibile e riesce a tenere a galla i suoi. Pasticcia il Giuliano in difesa, ne approfitta Paolo Carbonaro, destro a giro di Carbonaro, alto sopra la traversa, non riesce a trovare il gol Carbonaro in questa occasione. Poi Coria di testa, la sfera arriva Riccardo Correnti, ancora Correnti, prende la mira, va col destro, pallone che finisce fuori. Ci ha provato anche il classe 2001, si prende la standing ovation Facundo Coria, tra gli applausi, doppietta per lui in questa prima in maglia Football Club Messina. C'è ancora tempo però perché Miele apre in maniera intelligente qui ancora una volta per Paolo Carbonaro che supera il diretto avversario. Paolo Carbonaro è scatenato, entra in area Carbonaro col piattone, solo il palo a negare la gioia del gol a Carbonaro, oggi sfortunatissimo dal punto di vista realizzativo. Poi il triplice fischio, torna alla vittoria il Football Club Messina e lo fa nel segno di Facundo Coria, che battezza così il suo esordio nel campionato di Serie D. Un cordiale saluto e alla prossima.